E qui ovviamente ci ricolleghiamo al discorso dell'esimio dottor Ciucci di ieri sera, quando ci diceva che praticamente l'autostrada è completa, è finita e l'hanno fatto un grande lavoro. Ecco qui il grande lavoro fatto. Praticamente strada a doppio senso di circolazione. Qui siamo nel tratto che va da Mormanno, subito dopo la deviazione che è stata fatta dalla rottura del viadotto Italia. Siamo nel tratto che va verso Castrovillari, quindi zona campotenese. Cantiere aperto da qualche anno, abbiamo perso, ormai non riusciamo più a capire da quanto tempo è stato aperto, e le condizioni sono queste. Perlomeno i pezzi che si trovano in provincia di Cosenza. Scusate se la qualità del video non è ottimale, ma non abbiamo potuto verificare come mai. Comunque dà un'idea di com'è la situazione. Questa è un'altra deviazione che dura un altro bel po' di chilometri, che giustamente non si sa quando poi terminerà. Tra chissà quanti anni avremo l'onore poi di poter circolare su questa arteria in condizioni degne di essere chiamata un'autostrada. C'è il cantiere della Ital SARC. Questi sono tutti i progetti della famosa legge obiettivo 2001. 15 anni dopo questo è il servizio reso. Torniamo a ricordare sempre che questa è la situazione al 15 di aprile 2015.